In quei dies saltà fuori un editto di Cesare Augusto che ordinava un censimento di tutte le terre. Questo censimento fu fatto quando era governatore di Siria, Quirin. Aveva indotto dal loro nome, ognuno per sua città. Anche Giuseppe di Galilea, della città di Nazareth, alla città Giudea, la città di David, che dice in Betlemme, perché era di chiesa e di famiglia di David, per dare il suo nome insieme con Maria, la sua femmina, che stava spietando. Intanto che era in lì, arriva a pariere il team di partorì, e a partorì il suo primo figlio. Lui involucciato sfasis, e lui poi ha in una greppie, perché te lo cande non era posto per loro. In questa stessa regione, erano i pastori, avevano le campagne e via pegnota facevano la guaite al loro troppo. L'agno del Signore si presentava di non di loro e la gloria del Signore io involucciava di luce, che di fatto acchiappare un gran spavento. Ma l'agno dice, non stai a vapore, perché sguardi una nuove che riempirà di gionde tutto il popolo. Voi, di città di David, us è nasciuto un Salvador, che è il Messia, il Signore, e questo us servizierà di segnale. Accettereis un frutto involucciato sfasis e pognet in una greppie. E a colp si accompagnò con gli agnoli una fulugna di schirie del cielo che laudava Dio così. Gloria a Dio dal puial dai cieli e pace intiere agli uomini che lui vuol bene. Appena che gli agnoli si slontanaro di loro per la verso il cielo, i pastori si dicevano un con l'altro. Anin fin a Betlemme, avvio di ciò che è succeduto e che il Signore non si è fatto sapere. All'era in dunque impresse e accettare Maria, Giuseppe e il frutto che gli era pognetti in te greppie. Dopo di averlo veduto, a contare ciò che era stato detto dal frutto. Tutti che sentivano si davano una meraviglia delle robe che i pastori si contavano. Maria, perché la riguardava, e teneva conto di tutte queste robe, meditando in sta sicuro. Poi i pastori a tornare in daur glorificante e laudante Dio per tutto ciò che avevano sentito e veduto, come che era stato contato. Passassi vot dis per circoncidilo, e mettere in nome di Gesù, come che gli era stato clamato dall'agnolo prima che suo mare lo ci passò dal grembo. Arrivato il tempo per la purificazione, secondo la legge di Mosè, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come che è stato scritto nella legge di Mosè, ogni maschio che viesse la natura sarà bandito per il Signore. E per offrire in sacrifici, come che dice la legge del Signore, un par di tortorelli e due columbus. In che volte all'era a Gerusalemme un uomo di nome Simeon, all'era un uomo giusto e di religione, e aspettava la consolazione di Israele, e Spirito Santo all'era sorge di lui. Che anzi, gli era stato palesato dal Spirito Santo, che non sarebbe morto prima di aver veduto il Cristo dal Signore. Così, ha letto al Tempio, sburtato da Spirito, e bien che i suoi genitori se lo portavano il frutto di Gesù per fare ciò che ordinava la legge, lui chiappato ai bracci e a benedì Dio dicendo, come Signore, lascia l'alto servitore in pace, secondo la tua parola, perché mi vuoi e non veduto la tua salvezza, che tu hai sprontato in faccia di tutti i popoli. Luce per illuminare i popoli e gloria per Doin di Israele. Sopari e somari restarono smaravigliati di ciò che era stato detto di lui. E Simeon gli benedì e a Maria, sua madre, gli disse, lui l'ha messo per rovina e per risurrezione di tanti loro in Israele e come segnale di contraddizione, di modo che una spada passerà la tua anima, fur per fur, perché vengono palesati i pensieri di tanti corsi. E ieri anche una profetessa, Anne, figlia di Fanuel, di tribù di Aser, un lavoro in davanti con gli anni, che aveva vivuto col suo uomo 7 anni dopo la sua verginità. Restata vedova, arrivata a 84 anni, non abbandonava mai il Tempio
e a servire Dio, dia e notte, giunant e preant. Arriva anche proprio in quel momento e ringraziava Dio e rivelava dal frutto e tutti che aspettavano la liberazione di Gerusalemme. Finì di fare tutto che riguardava la legge del Signore, a tornare in Galilea, nella città di Nazareth. Intanto il frutto cresceva e si rinfortiva, pieno di sapienza e le grazie di Dio e gli errori di Lui. I suoi genitori avevano l'usanza di là a Gerusalemme ogni anno per feste di Pasqua. Quando arrivava a 12 anni, i suoi andavano su a Gerusalemme, secondo l'usanza delle feste. Passati i giorni, intanto che loro tornavano in Daur, il frutto restava a Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Credendo che fosse comitive, facevano una giornata intera di strade e lo cirirono fra i parenti e i conoscenti. Stando che non lo chiatavano, a tornare a cirirlo a Gerusalemme. E a succedere che lo chiatarono dopo 3 giorni dal Tempio, sentato fra mezzo dei dottori, tutti intenti a ascoltarlo e a fare domande. Tutti che lo ascoltavano si smaravavano della sua intelligenza e delle sue risposte. Vedendolo, a restare in scatoris e somare gli disse: perché non tu sai fatto che si parte? Ve topare a io spasemas o levin a ceriti? Ma lui rispondè: perché mi ceriviso? Non sapevi che io scugni fa da ora le robe di mio pari? Loro paratri non capirono ciò che aveva detto. Allora alleiò con loro e al tornare a Nazareth e stava su di loro. Somari e teneva conto di tutte queste robe dentro dal suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, in età e in grazie, dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini.